La persona che è stata ricoverata appunto ieri in terapia intensiva, stiamo sequenziando, ma è ancora in corso l'esame, però c'è un orientamento verso la Delta. E il sequenziamento, dopo poche ore, ha confermato che la variante Delta, la più temuta, è entrata in azienda ospedaliera a Padova. Lo fa con il ricovero di una 49enne italiana e non vaccinata, direttamente in terapia intensiva. Nello stesso reparto sono ricoverate due donne. Oltre alla 49enne c'è da venerdì una 32enne contagiata dalla variante Gamma, quella brasiliana, e collegabile al cluster di un condominio in Arcella. Però è un segnale, anche questo arrivo in terapia intensiva, che ci sta a dire ancora una volta, sì, insomma, il virus sta circolando, insomma, ecco. E quindi ancora una volta il messaggio è un messaggio di attenzione agli assembramenti, di attenzione al rispetto del distanziamento, di attenzione all'uso della mascherina. 3 sono invece i ricoverati in area non critica all'ospedale di Padova. Uno di questi è stato vaccinato con una dose di Pfizer una decina di giorni fa, mentre l'altro ha ricevuto un ciclo completo di Sinovac, il vaccino cinese, ad aprile. La guardia deve restare alta, ha sottolineato il direttore generale, anche se l'incidenza di contagi su 100.000 abitanti è scesa in una settimana da 9 a 6. È opportuno veramente sviluppare il ciclo completo, cioè una dose di vaccino, come dire, non sembra essere sufficiente a proteggere del tutto nei confronti della variante Delta. Quindi è opportuno fare il ciclo completo affinché quella protezione che abbiamo ormai assodata sulla variante Alfa e sulla variante Gamma, quindi inglese e brasiliana, possa esserci anche per quanto riguarda la variante Delta.